Con la sentenza di oggi, dunque, che cosa accade per i diplomati magistrali del Tigullio e della Liguria? Accade che praticamente la Cassazione ha definito ciò che la plenaria aveva già deciso a dicembre di 2 anni fa e quindi gli insegnanti sono stati estromessi dalle graduatorie ad esaurimento. Adesso che cosa succede anche pensando al prossimo anno scolastico? Allora, succede che intanto alcune persone che sono ancora nelle GAE con riserva e non hanno ancora le udienze, sono ancora dentro, prenderanno il ruolo per poi essere licenziate. Alcune delle mie colleghe che avevano già avuto il ruolo fatto con anno di prova e sono già state licenziate e quindi nel nuovo anno in corso succederà che alcune saranno assunte dalla graduatoria del nuovo concorso appena fatto e altre verranno assunte dalle graduatorie di istituto, ma per la supplenza annuale a questo punto, quindi alla fine il precariato non verrà comunque limitato come era stato detto all'inizio e anzi tutte quante verranno estromesse man mano che le sentenze ci saranno dalle graduatorie ad esaurimento dalle GAE. E poi da quello che stava dicendo c'è anche la beffa di chi appunto si era preparato a una nuova situazione e invece si può dire che deve ricominciare da capo. Sì, ho una collega, una mia cara amica, che lei aveva già superato l'anno di prova, quindi era già entrata in ruolo da 1 anno e adesso è stata licenziata e quindi la beffa che comunque deve ricominciare tutto da capo, avendo fatto il concorso con una graduatoria nuova. La cosa strana è che i posti disponibili in Liguria da quello che risulta sono 92, mentre invece le cattedre che andrebbero ricoperte sono 800, quindi bisognerà poi vedere tutte queste cattedre scoperte come verranno ricoperte.